Diciamo che la pensione è scattata il 31 dicembre di quest'anno e se mi vedete ancora qua è perché è diventata una mia seconda casa questa del comando e ho chiesto al mio comandante se potevo rimanere facendo volontariato in questa postazione di Uscerato. Il comandante mi ha dato il benestare. Ha chiesto di rimanere come volontario Antonio Plataroti in quella che definisce la sua seconda famiglia, il comando di polizia locale di via Castello d'Amore, dove per anni è stato addetto alla portineria. La festa del pensionamento è coincisa di fatto con l'inizio di una nuova avventura, 3 giorni alla settimana. È una famiglia questa per me, mi hanno accolto tutti quanti indistintamente nel miglior modo, non mi hanno mai fatto pesare la mia disabilità e sono contento, sono ultra contento. Un caso più unico che raro per questo 62enne, sposato con Donatella e affetto da una malattia neurodegenerativa da quando di anni ne aveva 3. E senza questo lavoro qua io non saprei dove sbattere la testa. È un lavoro che mi trovo diciamo che questi ultimi anni qua sono stati gli anni più belli della mia esperienza lavorativa per il luogo che ho trovato. Come ripeto, lo devo tutto quanto al mio comandante, che è un gran comandante per Treviso. Una storia di inclusione vera, quella di Antonio, fatta di relazioni e gratitudine. Io chiedo al Signore soltanto di avere questo fermo della malattia perché se è così sto bene così. Ho coniato un motto per me stesso, sempre avanti e mai mollare.